Consigliere Arnone, apprezzate il contributo che Mimmo Bosio offre alla risoluzione della problematica legata al presunto inquinamento nel mare di San Leone? Ma è stato un valido agitatore di problemi nelle settimane scorse e mi ha notevolmente aiutato a spingere gli organi preposti, innanzitutto il Comune, ad effettuare controlli. Poi ci sta dando una mano, perché ho sentito con molta attenzione la sua intervista, quando diceva che dal 15 agosto in poi lui ha riscontrato l'acqua di San Leone perfettamente pulita. Allora noi dobbiamo, oltre a risolvere i problemi fognari di questa città, e sono enormi, io penso al quadrivio Spinasanta, ove non abbiamo le fogne, addirittura oggi gli abitanti non possono andare più a stare lì perché il Comune non le autorizza in quanto mancano le fogne. È paradossale, per migliaia e migliaia di abitanti. Penso ai problemi del villaggio Peruzzo, penso ai problemi del villaggio Mosè. Allora noi abbiamo un enorme problema che riguarda le fogne e dobbiamo però ricostruire l'immagine devastata ingiustamente del mare di San Leone, perché le uniche cose che si sono fatte sono i rifacimenti dei pennelli a mare. Il mare di San Leone, al di là di inconvenienti, è un mare balneabile e si è creato un notevole danno. Poi dico a Bosio che è anche interessante il contributo, e qui sono un po' ironico, che sta fornendo alla evoluzione della procedura penale. Normalmente il procuratore della Repubblica convoca i cittadini e rivolge al cittadino le domande nell'attività inquirente. Bosio invece capovolge la logica ed è lui, cittadino, che rivolge domande al procuratore della Repubblica. Io vorrei fornire le risposte a Bosio che lui pretende dal procuratore, e glielo dico con molta franchezza: il disastro del sistema fognario, il disastro della depurazione ha responsabili che sono facilmente individuabili: i sindaci e i capi degli uffici tecnici del comune di Agrigento. È tanto semplice, diciamo, a comprenderlo che non ci vuole proprio un granché. E voglio cogliere questa occasione per dare anche un suggerimento a Mimmo Bosio e a Totò Moncada e a riallacciarmi al successo che abbiamo ottenuto con la vicenda di Olivieri e della rimozione. Io credo che non sia molto sensato spendere tutti questi quattrini per comprare pagine e pagine per migliaia di euro per salvare Agrigento, perché per salvare Agrigento ci vuole voglia di litigare, voglia di indignarsi, voglia di esporsi, caro Totò Moncada. E salvare Agrigento significa mandare via Olivieri. Mandare via Olivieri scontrandosi contro tutti coloro che lo tutelavano, legati al ministro Alfano, al segretario di partito Alfano, a tutto quel contesto che ha creato il disastro della sanità agrigentina. E voglio esprimere un concetto su cui chiedo a Moncada di riflettere. Io mi sono indignato sulla sanità e in questi mesi ho tirato fuori la rabbia che gli agrigentini vedono per salvare Agrigento, perché ho a lungo riflettuto sul torto che stiamo facendo col nostro silenzio ai bambini di Agrigento. Non è pensabile che il primario di pediatria ad Agrigento sia un politico cuffariano che ha vinto un concorso che credo sia l'unico in Sicilia, dove vi è un partecipante e un vincitore. Io credo che questa sia la sanità malata. Com'è sanità malata quella di avere i soldi per comprare la risonanza magnetica e non comprarla, favorendo i privati che si fanno pagare le parcelle per le risonanze magnetiche dai cittadini e dalla regione. Quindi per salvare Agrigento non è necessario spendere soldi da imprenditore privato, perché i soldi questa città alla fine li ha, gli stipendi di primari li paghiamo, i soldi per la risonanza magnetica li abbiamo avuti, i soldi per fare le fogne c'erano. Il problema è ripulire la città dalle logiche deleterie e di malaffare che la massacrano nella qualità della vita e dei servizi da offrire ai cittadini. Salvare Agrigento significa questo, caro Totò Moncada, non spendere soldi inutilmente.